Buongiorno e ben ritrovati, buon lunedì, inizia una nuova settimana e noi siamo come sempre, come ogni giorno insieme a voi per accompagnarvi con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti di questa giornata. Abbiamo come sempre in primo piano un'ampia pagina di cronaca, parleremo poi di incontri formativi che Confindustria Belluno Dolomiti ha organizzato rivolto agli studenti, parleremo poi del turismo e dei parchi di divertimento con un primo bilancio di quest'estate 2023 e poi torneremo sul problema del granchio blu che sta mettendo in ginocchio un intero settore, quello della pesca in alcune zone della nostra regione. Tutto questo nella nostra prima edizione, come detto però in primo piano c'è come di consueto la cronaca con l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. È accaduto nel Vicentino ad Arsiero, a perdere la vita un motociclista pensionato travolto da un'auto durante una gita domenicale con altri biker. L'impatto violento con un'automobile non ha dato scampo a Davide Dall'Acqua, il motociclista sessantenne che ha perso la vita nei pressi di Arsiero dopo essere scivolato con il proprio mezzo sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. L'incidente è accaduto ieri nel tardo pomeriggio durante una gita dell'uomo con altri bikers in Val Posina. Al rientro della comitiva per cause in corso di accertamento in prossimità della frazione di Castana lungo la provinciale 81, il centauro pensionato di Mantova ha perso il controllo della sua BMW GS in prossimità di una curva, finendo nella corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un padovano alla guida di una Volkswagen Tiguan che, trovandosi improvvisamente il centauro a terra, non ha potuto frenare l'auto in tempo, travolgendo l'uomo. Inutili soccorsi dei sanitari del SUEM che, tempestivamente giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. La strada è stata bloccata per 3 ore dai carabinieri e dagli agenti di polizia locale Alto Vicentino intervenuti per i rilievi e dirigere il traffico. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Maxi sequestro di materiale infiammabile da parte dei militari della Guardia di Finanza di Padova al centro ingrosso Cina in zone industriali. 10 milioni di prodotti infiammabili stoccati irregolarmente sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova in un'attività presente al centro ingrosso Cina di Corso Stati Uniti della Città del Santo. Non solo, perché i Baschi Verdi hanno anche posto sotto sequestro più di 600 portachiavi contraffatti con il logo di una nota serie televisiva. Durante un controllo in un magazzino del centro grossisti in zona industriale, i finanzieri hanno trovato numerosi prodotti infiammabili come accendini, bombolette di gas per ricariche, oli lubrificanti e diluenti chimici che, nonostante fossero regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell'importazione, sono risultati stoccati insieme ad altro materiale altamente infiammabile, violando le normative in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Durante i controlli, però, i militari hanno notato 620 portachiavi contraffatti che recavano il marchio di una nota serie televisiva orientale. Per questo il titolare dell'attività, che opera a Padova, è stato denunciato e il materiale sequestrato. Ci spostiamo in provincia di Treviso, a Paese per l'esattezza, ladri nuovamente in azione con il drone. Prima di mettere a segno il colpo ci racconta tutto in diretta il nostro Christian Arboit insieme a Francesca Pezzo. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno a studio anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via della Resistenza a Paese, bersagliata dai ladri nella serata tra sabato e domenica, in particolare un'abitazione, una villa singola all'interno di un parco, presa di mira in maniera selvaggia. Ignoti sono entrati da un portoncino, lo hanno divelto, poi hanno messo la
casa a soqquadro, probabilmente cercavano una cassaforte, questo il loro bersaglio. La denuncia via social da parte di un ragazzo che stiamo tentando di contattare, 25.000 euro il bottino tra contanti e monili, un copione che si ripete troppo spesso in questi giorni nella Marca. Ci sarebbero stati anche altri episodi, altri tentati furti sempre in zona, ma stiamo cercando proprio in questi minuti di ricostruire quanto successo. Ma appunto questa è una zona particolarmente battuta, la zona di Paese e non solo Paese. Qui con me c'è la signora Giuliana. Signora Giuliana, la ringrazio per la sua testimonianza. Lei ha subito già 2 furti qui in casa. Sì, certo. Negli anni, un paio d'anni fa uno e 4 anni fa l'altro. E da dove sono entrati? Una volta sono entrate dalla finestra, dal giardino di sera, e un'altra volta davanti, qui dalla finestra davanti, di notte, quando io ero in casa e dormivo. Quindi lei era in casa? Sì, certo ero in casa. Ma si è accorta di qualcosa? No, non ho sentito assolutamente niente. E poi la mattina si è alzata e ha visto quello che era successo? No, mi sono alzata, cercavo la borsa per il telefono, non trovavo la borsa e ho detto ma credevo di averla dimenticata in giro, poi ho visto la finestra aperta, pensavo di averla dimenticata io aperta, e poi ho visto la borsa vuota in giardino mancavano i soldi, ma poi mi hanno portato anche altre cose, hanno portato via dei bijou, cose così, oltre al portafoglio ovviamente. Lei sabato sera era in casa, non si è accorta di nulla, perché parliamo della casa di fatto dei suoi vicini. Sì, non me ne sono accorta, no, non ho visto niente. Ieri mattina la mia vicina mi ha avvisato che erano stati i ladri e mi ha chiesto se avevo sentito qualcosa, infatti. Perché tra l'altro il ragazzo che ha denunciato sui social quanto successo ha parlato di un drone che avrebbe sorvolato l'area prima del colpo. Lei non ha sentito nulla anche perché pioveva? No. Sì, ero in casa, mi pare che sabato sera, non so se piovesse o qualcosa del genere. Comunque sì, siccome poi è un po' dietro e poi i vicini che gravano proprio sul giardino sono via, quindi probabilmente io non mi sono accorta di niente. Signora Giuliana, grazie per questa sua testimonianza. Ecco, chiaramente poi abbiamo sentito anche altre voci, altre persone che ci confermano come la notizia poi sia rimbalzata anche sulle chat e su WhatsApp in particolare. Ci sono diverse storie che riguardano questo quartiere, nel recente passato altri furti, altri colpi messi a segno. Tra l'altro proprio in questi minuti la zona è perlustrata dai carabinieri, le indagini sono in corso. Per il momento da Via della Resistenza vi restituisco la linea con Francesca Pezzo. Grazie davvero a Cristian Arboit e a Francesca Pezzo, insomma ladri che continuano a colpire in un'estate senza pace, ce l'ha detto anche Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che sapete aver fatto questa provocazione ma che vuole essere anche un messaggio per intervenire, per arginare il fenomeno dei furti, appendendo all'esterno della sua abitazione un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale che dà facoltà ad un privato cittadino di arrestare chi entra in casa per delinquere, e ci raccontava sabato Demma di aver distribuito almeno una trentina di cartelli a suoi concittadini, ad altri cittadini che intendono lanciare anche loro questo messaggio, consapevoli di voler conoscere prima però quelli che sono tutti gli aspetti dell'articolo in questione per non andare incontro a problematiche. E sempre restando sul tema dei furti, una famiglia nel Padovano vede proprio i ladri in azione che stanno per compiere un furto all'interno del loro appartamento, lo vedono tramite il cellulare e chiamano i carabinieri. Il periodo delle ferie rappresenta un'occasione ottima per i topi d'appartamento. I ladri però devono fare i conti con la tecnologia che permette di controllare le proprie abitazioni. È quello che è successo nella notte di domenica a Padova, in zona Ospedale Sant'Antonio, dove i proprietari di un appartamento in vacanza sono stati allertati dal loro sistema di sicurezza e dallo smartphone
smartphone hanno controllato le telecamere dell'abitazione, notando 3 individui all'interno. Subito sono stati allertati i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno sorpreso 3 georgiani tra i 32 e i 37 anni, in Italia senza fissa dimora, in possesso di arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. I 3 sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della caserma in attesa del rito per direttissima. Restiamo a Padova con l'omicidio di via Durighello. Sono rimasti in silenzio anche davanti al GIP di Padova i 2 fratelli albanesi arrestati. Ancora in silenzio, anche davanti al GIP di Padova, confermano la linea e non parlano Ilmi e Clinton Racchipai, 24 e 19 anni, i 2 fratelli albanesi arrestati mentre erano in fuga a Gorizia per l'omicidio del connazionale Albert Deda e per il tentato omicidio di altri 2 connazionali. Un fatto di sangue che ha sconvolto la vita tranquilla di questo condominio di via Durighello a Padova, confermato l'arresto in flagranza compiuto dagli agenti della polizia stradale. I 2 fratelli restano per questo in carcere, uno a Rovigo, l'altro a Vicenza, in attesa del doppio pronunciamento tra circa un mese del Tribunale del riesame a cui hanno presentato istanza per la scarcerazione. E adesso andiamo a Venezia per un nuovo episodio di violenza proprio in piazzale Roma. Ci racconta quanto accaduto il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno, prendiamo la linea da Piazzale Roma perché anche questo fine settimana è stato un fine settimana di violenza. Qui esattamente come era successo una settimana fa, quando in una rissa molto più ampia 4 persone erano finite accoltellate all'ospedale, di cui 2 in maniera grave. Anche in quest'ultimo fine settimana sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Questa volta si trattava di un turista americano che ha litigato con alcune persone che devono ancora essere identificate, si aggirava grondante sangue qui per la piazza. Poi a dare l'allarme sono stati ancora una volta i tassisti, però diciamo è la cartina al tornasole, come abbiamo detto parecchie volte, di quello che è la trasformazione anche del tessuto sociale di questa città, che sta diventando molto meno sicura, ce l'hanno detto anche i tassisti, soprattutto in una zona come questa, come Piazzale Roma, che fino a qualche tempo fa era un luogo in cui sostanzialmente la cronaca era totalmente assente. Chi è sentinella anche di questo territorio sono per esempio le cooperative di portabagagli. Io sono qui in compagnia di Luca China, buongiorno. Di Trasbagagli Venezia. Voi siete qui, avete un presidio fisso e avete visto come sta cambiando la situazione? Sì, noi abbiamo un presidio fisso, lavoriamo 365 giorni all'anno ovviamente e copriamo anche una turnazione di 24 ore, perciò vediamo un po' tutta la giornata, diciamo. Abbiamo servizi al mattino presto, si inizia a lavorare di notte, si finisce appunto anche con il buio, perciò si parla di una fascia oraria dalle 3 di mattina notte fino magari anche a mezzanotte, perciò diciamo viviamo molto la zona e per tante ore. Sono peggiorate le cose qui? E altro che, sono peggiorate, anche noi certi orari appunto, questi servizi un po' particolari di partenze alle 3 di notte, dovevamo arrivare qua con il mezzo proprio, ovviamente chi a piedi o chi appunto in macchina, ok? E niente, ci si guarda un po' attorno perché ci sono certe serate che sono molto vivaci, tasso alcolico ovviamente a volte, soprattutto nei fine settimana, è elevatissimo, nonostante anche i locali adesso con la nuova ordinanza chiudano alle ore 23, noi troviamo anche dei residui della serata ovviamente adiacente al nostro diciamo luogo di lavoro. Pieno di bottiglie dopo quando arrivate? Sì, guardi, ce ne sono anche oggi, ne troviamo oggi, ne abbiamo trovate ieri, e insomma sono frequenti appunto, poi dove le comprino non si sa. Lei è veneziano doc, sì, e ha visto questa città cambiare tra l'altro in questi anni, perché una volta mi ricordava, ma anche io insomma ho la stessa esperienza, si poteva girare a qualsiasi ora e non succedeva niente. Certo. Cos'è cambiato nel frattempo? Ma secondo me innanzitutto, allora, io giravo qualsiasi ora del giorno e anche della notte, perché ovviamente in gioventù si girava per bar, locali, c'era magari la situazione particolare del momento, magari erano anche le stesse persone, ma erano più che altro persone locali, diciamo, ecco, magari c'era chi alzava il gomito sempre, però ormai erano conosciuti e quindi era una cerchia chiusa. Adesso col cambio sia generazionale e anche
multinazionale sono cambiate tante cose. Abbiamo paura anche noi, ripeto, perché non si sa mai, una volta magari, che ne so, ci poteva essere la litigata che magari finiva a calci e pugni, adesso magari ti trovi un coltello, ti trovi la bottiglia rotta, minacce e quant'altro. È cambiata molto la città. Sta diventando un po' più difficile lavorare. Altro che più difficile un po' per tutti, diciamo, anche per chi vive, per chi lavora, per chi magari rientra da una serata in pizzeria anche in terraferma, che magari scende con il pullman, ragazzine, molto particolare. Anch'io parlo da genitore, ovviamente ho 2 ragazze che adesso momentaneamente sono piccole, cresceranno e mi chiedo sempre cosa sarà e cosa farò io in caso di situazioni imbarazzanti come quelle che si sono verificate negli scorsi weekend. Con le forze dell'ordine hanno rafforzato la loro presenza qui. C'è da dire che in effetti anche l'ultima volta sono intervenute molto spesso, forse qua però anche il problema è anche quello del tessuto sociale, di un tessuto sociale che è molto cambiato e che è più portato, diciamo, ad atti che prima qui non si vedeva. Sì, verissimo. La società è cambiata molto. Dal mio punto di vista manca anche un rispetto reciproco, nel senso non solo per la città ma anche tra uomo e uomo, donna e donna. Secondo me proprio c'è stato un cambio generazionale e ovviamente sociale non indifferente. Grazie a Luca Chiera, naturalmente lo ringraziamo per la sua disponibilità, gli auguriamo un buon lavoro e restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio, grazie al vostro ospite. Adesso torniamo a parlare dell'omicidio di Spresiano. Sarà una settimana decisiva, questa appena iniziata, summit in procura, mentre si attende il deposito della relazione completa sull'autopsia del corpo di Anica Panfile. Dovrebbe essere depositata in procura in settimana la relazione completa sull'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la 31enne romena rinvenuta a cadavere il 21 maggio nel Piave a Spresiano. Il pubblico ministero Valeria Peruzzo procede per omicidio volontario. Nel registro degli indagati è iscritto il nome dell'ex Primula Rossa della Mala del Brenta, Franco Battaggia, ex datore di lavoro della donna e ultimo testimone ad averla vista in vita ad Arcade il giorno della scomparsa. Sempre in settimana in procura dovrebbe svolgersi un vertice sul caso. Battaggia, tuttora a piede libero, nega ogni addebito, ma cosa abbiano in mano gli inquirenti a suo carico lo stabiliranno gli esiti degli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri e degli specialisti del RIS di Parma, che hanno passato al setaccio la pescheria dell'indagato lungo la Pontebana a Spresiano, la sua abitazione di Arcade e le sue auto. È pure vero che dalla relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli ci si attende ulteriori tasselli. Mancano a oggi i risultati degli esami tossicologici per comprendere se la giovane mamma di 4 bambini avesse assunto delle sostanze che possano far pensare alla volontà di farsi del male. L'ipotesi iniziale del suicidio era tuttavia stata scalzata proprio dall'autopsia, che aveva parlato di un forte trauma alla testa prodotto con tutta probabilità da un corpo contundente. Lo stesso compagno di Anica, Luigino De Biasi, si è sempre rifiutato di credere al gesto estremo, come ribadisce il suo legale, l'avvocato Fabio Amadio. Quello che ha sempre sostenuto fin dall'inizio il signor De Biasi è che lui non crede nell'ipotesi del suicidio. Non c'erano elementi, la signora non aveva particolari problemi in salute, non c'erano questi problemi economici, se non quelli, come sempre detto, di una famiglia che ha 4 figli che deve tirare a campare. Di conseguenza lui ha sempre ritenuto l'ipotesi del suicidio come un'ipotesi, a suo modo di vedere, non percorribile. A maggior ragione acquisisce sempre più importanza il completamento della relazione sull'autopsia. Il compagno della vittima, aggiunge il suo avvocato, vuole arrivare alla verità. E lui sta attendendo, come sempre, di avere qualche notizia. Gli esiti della perizia probabilmente saranno il momento in cui i nodi si verranno a sciogliere, quantomeno per le modalità in cui è venuta a mancare la signora Anica. Aspettiamo questi.
Resta agli arresti domiciliari da il 39enne veronese accusato di aver investito nella notte del 31 luglio senza poi prestargli soccorso il 14enne Chris Abom. Assistito dall'avvocato Massimo Dal Ben, l'uomo ha reso stamane spontanee dichiarazioni durante l'interrogatorio di garanzia svoltosi in tribunale a Verona. Il 39enne ha riferito il legale, ha solo ripetuto al giudice la posizione tenuta sin dall'inizio dell'indagine, ovvero di non essersi reso conto di aver investito una persona e per questo di essersi allontanato dal luogo dell'incidente. Lasciamo per un attimo la cronaca e parliamo di un'iniziativa che prenderà il via dal 28 agosto al 1° settembre nelle aule di Palazzo Bembo, nel cuore di Belluno, organizzata da Confindustria Belluno Dolomiti, che vede aziende ma vede il mondo dell'università insieme per aiutare i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori a disegnare il loro futuro. Ringrazio per essere con noi Serena Marcon, Personal Administration Clivet. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, è un piacere. Allora, una giornata sarà dedicata alle lettere al marketing, un'altra alle scienze mediche e allo sport, un'altra all'informatica, alla robotica, una quarta all'ingegneria e l'ultima alle scienze sociali. Questo insomma è il calendario che vedrà appunto i ragazzi degli ultimi anni delle superiori incontrare, mettersi in contatto con quelle che potrebbero essere le loro scelte future. Non è sempre semplice scegliere l'indirizzo universitario giusto e questa è un'opportunità. La vostra azienda è tra i protagonisti dell'iniziativa perché è importante in un momento storico in cui è sempre più faticoso, e poi ci racconterà anche la vostra esperienza, trovare personale, mettere in contatto la domanda con l'offerta. Beh, appunto, come ha detto lei, in questo momento storico nel nostro territorio per fortuna c'è tanta offerta di lavoro, quindi è importantissimo riuscire a reperire risorse. Noi coltiviamo da anni dei progetti appunto con le scuole, con l'università, che avvicinano il mondo della scuola al mondo del lavoro. Infatti ospitiamo in alternanza scuola-lavoro gli studenti delle superiori, quindi nel 2022 ne abbiamo ospitati 13, nel 2023 17, provenienti sia da scuole tecniche che commerciali, e cerchiamo già in questo breve periodo di far capire il più possibile agli studenti, facendoli lavorare, quindi sfatando anche diciamo il luogo comune che è stage uguale o tirocinio uguale far fotocopie. No, a noi piace metterli seguiti dai tutor aziendali a lavorare, e cerchiamo di fargli capire come possono utilizzare le materie di indirizzo che studiano in classe in un'azienda. Ecco, quindi è da anni che coltiviamo questi progetti. Oltre a questo portiamo i ragazzi in visita in azienda e cerchiamo insieme ai nostri professionisti di fargli capire appunto che sbocchi ci sono, sia che scelgano un percorso universitario che un percorso invece lavorativo. Oltre a questo è anni che appunto collaboriamo con l'università per i classici Career Day, anche per progetti di tesi in azienda, perché crediamo fortemente che solo facendoli lavorare e entrare nel vivo di quello che è il lavoro possono scegliere al meglio appunto il loro futuro, che è una scelta veramente importante. Quindi, come reagiscono i ragazzi? Qual è l'approccio che hanno? Spesso si punta il dito contro i giovani d'oggi dicendo hanno poca voglia di lavorare, di fare, di imparare. Dalla vostra esperienza è così? No, io devo dire che la maggior parte dei ragazzi che abbiamo ospitato invece ci hanno lasciato grandi soddisfazioni, anzi alcuni ci hanno chiesto volontariamente di tornare dopo il periodo di alternanza scuola-lavoro in tirocinio. Infatti siamo felici di ospitarli per un altro mese e mezzo in estate appunto, e anche questo è un grande supporto secondo noi nella loro scelta per il futuro. Quindi non è vero che insomma non sono pieni di volontà. Come in tutto c'è il buono e c'è il cattivo, però io devo dire che noi siamo stati fortunati, veramente abbiamo avuto la fortuna di ospitare dei bravi ragazzi che hanno fatto anche tante domande, sono stati critici, quindi hanno capito come sfruttare al meglio questa possibilità che gli viene data. È per questo che voi ritenete che l'orientamento scolastico faccia parte del vostro welfare aziendale in qualche modo? Sì, assolutamente sì. Beh, abbiamo avviato da qualche anno appunto un progetto di welfare aziendale che è un po' più ampio rispetto appunto alla classica possibilità di prendere voucher. Abbiamo pensato di ampliarlo in che modo? Beh, dando appunto la possibilità dando un bonus ai figli dei dipendenti che escono dalle scuole con una votazione elevata, quindi diamo appunto una ricompensa a chi esce dalle superiori con un voto superiore a 95 e chi finisce l'università con un voto superiore a 105.
Oltre a questo poi abbiamo pensato di sostenere anche fin dall'inizio le famiglie con dei bonus asili nido e anche dei corsi pre e post parto per i dipendenti, per le mogli dipendenti, appunto perché crediamo che sia importante coltivare l'educazione e le scelte scolastiche fin dall'inizio. Quindi crediamo fortemente nel sostenere i nostri dipendenti in questo percorso, perché devono sostenere anche loro il figlio in un momento che è particolare nella loro vita. Infatti mettete a disposizione anche quest'anno 5 borse di studio. Esatto, sì, mettiamo a disposizione 5 borse di studio. Al momento abbiamo ricevuto in solo 2 giorni 5 candidature, di sicuro ne arriveranno altre, quindi insomma quando Confindustria ci ha presentato questo progetto abbiamo pensato che fosse un'altra iniziativa importante sulla quale investire per fornire un altro strumento nella scelta appunto del loro futuro, anche perché c'è differenza tra quando leggiamo nelle brochure o comunque nei volantini delle materie di indirizzo e invece viverli e provare a seguire una lezione universitaria come appunto ci propone Confindustria. Questa è una cosa essenziale secondo noi, perché finché non si prova non si ha modo di toccare anche gli argomenti e quello che viene presentato in classe rimane sempre un po' tutto teorico. Ecco, questa iniziativa di Confindustria Belluno Dolomiti in qualche modo è una risposta, è un ulteriore passo per rispondere a questa fame di personale che hanno sempre più le aziende. È difficile adesso cercare le motivazioni da dove nasce questa carenza, ma ormai ne parliamo da tanti mesi, è universalmente distribuito in tutto il settore economico, non c'è un settore che ne soffre di più, ma abbiamo capito dal turismo alle aziende manifatturiere c'è bisogno di personale e questa vuole essere proprio una risposta a questo bisogno. Sì, per fortuna c'è bisogno di personale. Il nostro territorio diciamo, ha una grande concorrenza perché sono molte aziende che hanno bisogno di molte nuove risorse da inserire. Noi ad esempio nell'ultimo anno abbiamo aumentato il nostro organico di 140 persone e non è stato semplice trovarle, l'anno precedente invece ne abbiamo inserite 70 e oltre a questo stiamo investendo anche su quello che è poi riuscire a trattenere le persone, perché quindi dare formazione continua e dare anche un buon ambiente di lavoro permette anche a noi di, oltre che trovare la persona da inserire, anche di trattenerla all'interno dell'azienda. Ecco, quindi sono molti gli argomenti e i temi sui quali stiamo lavorando e sui quali crediamo. Ecco, c'è proprio questo, dopo il Covid si è detto che le persone hanno riscoperto un nuovo modo di vivere, quindi il lavoro fisso non è più questo obiettivo da raggiungere per forza, ma c'è voglia di adattare la propria vita di tutti i giorni, quindi la famiglia, il tempo libero al ritmo del lavoro. È un po' questo che avete scoperto e al quale vi state adattando anche voi come aziende, immagino. Sì, infatti tutti questi progetti welfare appunto sono pensati in base alle esigenze che man mano vediamo e troviamo nei nostri dipendenti e quindi decidiamo appunto di investire prima di tutto in questo perché ci permette di lavorare tutti meglio e anche di appunto avere un personale che è pienamente soddisfatto non solo a livello lavorativo ma anche al di fuori. Tra l'altro, come la vostra azienda è pronta ad aprire una nuova punto di produzione e quindi nuovi posti di lavoro e si aggancia al discorso iniziale che abbiamo fatto, che lei diceva c'è offerta di lavoro, bisogna poi trovarli questi posti di lavoro. Bisogna trovarli, bisogna anche aiutare i ragazzi appunto ad aumentare le loro competenze, a concludere percorsi formativi. Infatti noi collaboriamo anche con l'ITS Meccatronico di Belluno, che appunto è una via di mezzo per chi diciamo è un po' indeciso tra l'università magari e l'andare a lavorare e creiamo anche dei progetti ad hoc per gli studenti che hanno bisogno di svolgere il loro tirocinio di 2 giorni a settimana in azienda. Quindi diciamo si è aperto un ampio dialogo tra quello che è azienda e appunto mondo dei giovani e della formazione. Dal vostro osservatorio, che cosa impedisce che cosa blocca il possibile lavoratore ad iniziare a lavorare? Si è parlato, in quelle motivazioni che dicevo prima, si è parlato del reddito di cittadinanza, colpa del reddito di cittadinanza, ma qual è il problema vero che poi è alla base di questa difficoltà di trovare lavoratori?
Beh, allora, c'è tantissima domanda, quindi si è un po' invertita la tendenza, in senso è la persona che sceglie l'azienda tante volte, mentre una volta era un po' l'inverso, quindi poi si tratta anche di un discorso di retribuzioni, appunto. Anche lì è un argomento che va preso in considerazione, perché quando c'è tanta concorrenza poi anche quello incide, quindi ci sono tanti aspetti su quali lavorare, però si è un po' invertita la tendenza, ecco. Però insomma il fatto che ci sia offerta di lavoro significa che la nostra economia ha ripreso, continua a girare, si ha voglia di investire. Nonostante appunto diciamo, la paura che abbiamo avuto tutti a causa della pandemia, che pensavamo ci fosse stato un po' un blocco, uno stop, invece per fortuna siamo partiti veramente in accelerazione e l'economia è buona, quindi noi facciamo veramente le corse ogni tanto contro il tempo per portare avanti tutti i nostri progetti, e è per questo che abbiamo bisogno anche di trovare persone velocemente da inserire, perché dobbiamo sostenere questo sviluppo che sta andando veramente velocemente. E speriamo che continui così anche nei prossimi mesi. Grazie davvero a Serena Marcon. Grazie a voi, naturalmente buon lavoro per questa Dolomitis Summer School che inizierà a fine agosto. Grazie davvero e buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. Grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, riprendiamo con la cronaca brutta accaduta da cavallo per un appassionato 66enne soccorso sul Monte Rusta, siamo sui Colli Eugani in provincia di Padova. Stava percorrendo un sentiero del Monte Rusta in sella al suo cavallo il 66enne di Vo Euganeo, grande appassionato di sport a cielo aperto, rimasto coinvolto in un grave incidente ieri poco prima di mezzogiorno. Durante l'escursione l'uomo è stato sbalzato a terra sbattendo in modo violento la schiena al momento della caduta. Alcuni amici che erano con lui hanno subito capito la gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Raggiunto dagli uomini del soccorso alpino, l'uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire i tempi necessari alla ripresa. 18enne trevigiano aggredito e derubato della collanina in una discoteca di Jesolo, dove si trova in vacanza con la famiglia. Ero lì tranquillo con un gruppo di amici, stavamo parlando, ballando così, e mi sento spingere e tirare, proprio è stata una cosa velocissima. Come si è girato, l'ha afferrato per il braccio, ma questo qua ha scivolato via tra la gente e non l'ha più visto. Nelle parole di mamma Erika, il racconto del figlio Emanuele, 18 anni, aggredito e rapinato della collana d'oro in una nota discoteca di Jesolo, dove la famiglia di Cordignano si trova in vacanza. Il ragazzo era appena arrivato nel locale, poi l'azione fulminea. Ha fatto appena in tempo a vedere il suo aggressore prima che scomparisse nella folla. Poi è andato dal buttafuori, perché gli ho detto vai dal buttafuori, cosa vuoi fare? Non puoi fare niente. E ha esposto il fatto al buttafuori, e lui gli ha detto che erano al corrente di questa cosa, che è successo più volte, però finché non li trovano nel momento del misfatto non possono far niente. Shock e rabbia anche per il valore affettivo e non solo economico dell'oggetto rubato. Era una collana che gli era stata regalata dallo zio, e quindi era un valore affettivo, e sì, lui ce l'aveva sempre su, era andato anche ai viaggi scolastici, era andato all'estero, in Spagna, in Austria, era andato a fare una vacanza in Sardegna, non è successo niente, siamo venuti qua una settimana a Jesolo e niente, è successo questo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. Tanta amarezza, sì, tanta amarezza per quello che è successo, insomma. Non bisogna tacere, infatti siamo andati a fare denuncia, come abbiamo sentito più volte alla televisione, di non star zitti, di denunciare i fatti. E continuiamo a parlare di furti, quello messo in atto in casa del clown Tiracca. Ancora furti in abitazione a Cittadella. Questa volta ad essere stato colpito dai malviventi è il clown Tiracca, noto per le sue attività a favore dei bimbi malati negli ospedali.
Quello che lascia l'amaro in bocca è che i predoni, oltre a portare via un computer e a mettere a soqquadro l'abitazione, hanno anche distrutto la valigetta da clown con i trucchi utilizzati in corsia. Con un post su Facebook, l'alter ego del clown Tiracca, Silvio Grego, di 71 anni, residente a Borgo Treviso, Cittadella, esprime tutta la sua indignazione, invitando i ladri, dopo un attento esame di coscienza, a partecipare al corso di formazione per clown in corsia, scegliendo quindi di cambiare vita. È la seconda volta nel giro di pochi anni che la casa del generoso clown viene visitata dai ladri. Questa volta però è la più dolorosa, visto il danneggiamento della borsa che conteneva palloncini, pompetta e nasi rossi da donare ai bambini malati. Ancora predazioni di lupi sull'altopiano nel Vicentino. Continuano le predazioni dei lupi nel Vicentino, soprattutto sull'altopiano, ma non solo lì. È un'estate pesantissima su questo fronte. I fenomeni si ripetono con sempre maggiore frequenza, gli allevatori sono sempre più preoccupati e non trovano misure adeguate per proteggere gli animali, pecore, galline, bovini e altro. E non dimentichiamo ad esempio quello che è accaduto alla malga Brusafonte di Caltrano, lungo la Valdastico, ma praticamente già all'interno dell'altopiano, con 5 episodi di predazione in un solo mese. Gli ultimi in ordine di tempo sono delle scorse ore, prese di mira pecore e bovini. Una manza è stata uccisa a Lisserenego, 2 pecore a Magasla Peuri in Val Miela, nella zona di Melete di Foggia, e poi ancora, poche ore dopo, altre 2 giovani manze a breve distanza tra loro a Tresche Conche, a una decina di chilometri da Asiago. Soprattutto altopiano, dunque, preso di mira e situazione critica per malgari allevatori sempre più preoccupati e sempre più impotenti davanti a episodi che avvengono lontano ma anche molto vicino ai centri abitati della zona. E torniamo a parlare del caso degli autovelox a Cadoneghe. I multati sono pronti ad organizzare una riunione. Siamo in collegamento con Chiara Gaiani e insieme a Federico Cibotto dal comune sotto esame. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Cadoneghe. Il caso dei 2 autovelox sulla strada 307, noi la chiamiamo la vecchia strada del Santo. Ringraziamo il sindaco Marco Schiesaro, gli facciamo anche le congratulazioni perché è fresco sposo, nonostante questo è sempre in comune, sindaco. Assolutamente sì, ho fatto mezza giornata di ferie, ma le necessità in questi giorni sono davvero tante. A parte gli autovelox abbiamo l'ordinario che è molto pesante, abbiamo problemi relativi ancora alla grandine, il territorio è stato particolarmente colpito, 4 sono stati gli eventi che hanno direi quasi martoriato l'area più settentrionale del nostro comune e i nostri uffici sono ancora al lavoro per cercare di verificare l'entità dei danni e poi si passerà anche alle verifiche da parte privata e quindi il lavoro, poi le opere pubbliche, insomma gli uffici sono molto impegnati. Ecco, sentiamo anche che ci sono dei lavori in corso e 24.000 multe in circa un mese dall'accensione dei 2 autovelox. Leggiamo insomma sui social, ma non solo, anche cittadini. Tra l'altro io vivo in questa zona di Padova, di fatto quasi tutte le famiglie hanno ricevuto una multa, sono in subbuglio e vengono proprio attaccati questi 2 autovelox. Ricordiamo perché sono stati posizionati, sindaco. Ma gli autovelox sono stati intanto installati in una direttrice nord-sud, sono stati installati perché è arrivata una petizione nel corso degli anni, addirittura 4 petizioni che io peraltro ho voluto raccogliere anche in un faldone, questa è solo una delle petizioni da parte delle famiglie che chiedono di essere ascoltate, hanno interpellato le autorità, quindi le forze dell'ordine, la prefettura e il sindaco. Io stesso le ho ricevute più volte singolarmente e anche assieme, è nato quindi una sorta di raggruppamento civico di questi cittadine e cittadini in famiglie e sono state anche colpite direttamente da incidenti, quindi da purtroppo feriti. Alcuni lutti hanno colpito le nostre famiglie di Cadoneghe e molte proprietà private sono state letteralmente distrutte da veicoli che ad alta velocità e a media velocità sono entrate nelle pertinenze private. C'è stato un caso tra i tanti che voglio ricordare eclatante
volante di un veicolo una domenica mattina, quindi non era nemmeno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato accertato tutto, l'alta velocità in una sezione curvilinea della strada ha fatto una carambola ed è entrato in un garage, e la famiglia ha detto: per fortuna che in quel momento solitamente c'erano i miei figli, in quel momento non c'erano, altrimenti sarebbe stata una strage. Questo è uno dei tanti incidenti, 68 negli ultimi 5 anni, 45 gravi con morti e feriti, e questo comune, questo territorio ha ancora la memoria fresca di quanto è accaduto. Ecco, l'ultima domanda, Sindaco, 50 all'ora. Io stessa la percorro varie volte, quel tratto di strada obiettivamente è una velocità ridotta, tanti si pongono il problema perché non limite a 70. Allora, quella strada è stata declassata, era una strada regionale, SR, era una strada regionale, è stata declassata a strada urbana, e non è l'unica a Cadonica, perché Cadonica ha raggiunto i 15.000 abitanti, è una città. E la norma dice che quando in un determinato percorso di strada, tratto di strada, vi siano 25 insediamenti abitati oppure 10.000 abitanti che vanno così a configurare un centro urbano, le strade devono essere declassate. Ecco che quindi la strada regionale diventa strada comunale ormai da poco più di un mese. Che cosa accade? Che quando una strada diventa centro urbano e quindi centro abitato, come nei nostri casi, bisogna andare a 50 all'ora. Peraltro i rilevatori all'interno del decreto prefettizio sono stati proprio individuati nei punti dove è stata più alta l'incidentalità e dove va aumentata la tensione. E dove sono questi rilevatori? Sono in prossimità di un incrocio a T con passaggio pedonale, con attività. Nelle immediate vicinanze abbiamo una palestra, abbiamo scuole e abbiamo l'uscita della chiesa e un parcheggio. Dall'altra parte abbiamo una pensilina per l'attesa dell'autobus, dove vanno i nostri ragazzi, i figli delle nostre famiglie ad attendere l'autobus per andare verso Padova, e dall'altra parte della strada abbiamo un ristorante con dei tavolini all'esterno e un parcheggio a raso e davanti alla strada. Quindi si chiede una attenzione particolare in questi due punti. Non credo sia nulla di trascendentale, non credo sia nulla di difficile da poter fare, si chiede una particolare attenzione in quel tratto di strada, perché se siamo arrivati a questo punto è perché l'esasperazione dei cittadini, delle attività economiche era tanta. Allora davvero noi credo che abbiamo toccato tutti i punti. Sindaco, le ringraziamo tantissimi, le facciamo anche tantissimi auguri per il prossimo appuntamento che la attende in Costiera Amalfitana. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e da Cadonica restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara Gaiani. Continuiamo con la cronaca. È stato espulso dal territorio nazionale un pericoloso criminale straniero appena uscito dal carcere. Lo hanno individuato le forze dell'ordine a Vicenza durante i controlli antidegrado effettuati in città nel corso del weekend. Un cittadino tunisino pregiudicato di 31 anni è stato scordato al centro rimpatri di Roma per essere immediatamente espulso dall'Italia. Il provvedimento è stato deciso dal questore visto la particolare pericolosità del soggetto, che aveva appena scontato l'ultima pena per furto aggravato in un'abitazione di Padova nel carcere di Vicenza. In Italia dal 2011 il criminale aveva collezionato infatti numerosi reati per cui era già stato condannato, come rapina, ricettazione, lesioni personali, violenza a pubblico ufficiale, furti, porto d'armi abusivo e spaccio di droga. È uno dei risultati conseguiti durante l'ultimo controllo antidegrado disposto nel fine settimana nelle zone calde della città, segnalate dai residenti per la presenza molesta di soggetti che compromettono l'ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell'ordine hanno battuto il quadrilatero e piazza Matteotti, ispezionando anche 5 esercizi pubblici e sale slot. Effettuati anche 4 posti di blocco lungo le principali arterie che hanno portato alla verifica di 52 veicoli. Nel complesso sono state identificate 87 persone, di cui 35 straniere e 29 con precedenti penali. Al termine delle operazioni il questore, oltre all'immediata espulsione del pregiudicato tunisino, ha disposto inoltre un foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per un altro pregiudicato ritenuto pericoloso e 2 avvisi orali per altrettanti soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio e spaccio di droga.
Malore sul Grappa alla tradizionale cerimonia che ogni prima domenica di agosto si tiene al Sacrario in onore ai caduti. Un 72enne si è sentito male, ma la piazzola del rifugio più vicino per far atterrare l'elisoccorso era occupata dalle auto. Alla fine è andato tutto a buon fine, resta un po' di rammarico, ecco, per aver visto una piazzola che dovrebbe servire a questo tipo di emergenze e venire usata come parcheggio per macchine così villeggianti, ecco. Piazzola per l'atterraggio dell'elisoccorso occupata sul Grappa. Al personale del SUEM di Pieve, del soccorso alpino e ai carabinieri forestali è toccato bloccare la provinciale e far atterrare l'elisoccorso in strada per caricare un paziente cardiopatico di 72 anni di Preganziol colto da malore durante la tradizionale cerimonia dedicata ai caduti. Abbiamo concordato con la centrale operativa e con il pilota dell'elicottero di incontrarci in un rifugio appena più sotto, che era il rifugio Scarpon a ovest di Cima Grappa. Quando siamo arrivati giù abbiamo scoperto che la piazzola che era dedicata al servizio di soccorso era praticamente invasa da auto parcheggiate dentro la piazzola. Questo ha creato un po' di malumore, diciamo anche di fastidio, perché noi avevamo bisogno dell'atterraggio dell'elicottero. A quel punto non è rimasto altro da fare che far intervenire i carabinieri e bloccare la strada verso Seren. Abbiamo bloccato il traffico con i mezzi da una parte e dall'altra e abbiamo dato indicazioni all'elicottero appunto di scendere sulla strada provinciale. Il paziente è stato soccorso comunque senza ritardi, ma rimane una questione di principio. Ma si tratta solo di educazione, di senso civico della gente alla fine, perché se vedi per terra una lettera H che sta per elicottero, in inglese no, helicopter, lì è auspicabile che ci vada un elicottero, non una macchina parcheggiata. Non è che l'elicottero di soccorso viene a portare il VIP o l'influencer di turno come siamo abituati in questi giorni, a noi serve per qualcuno sta male, ecco. Una vicenda che ha dell'incredibile davvero. Parliamo adesso di turismo dall'osservatorio dei parchi di divertimento, che sappiamo essere una grande attrattiva per i turisti italiani ma anche per gli stranieri che arrivano a visitare le nostre bellezze e magari dedicano un giorno proprio al divertimento dei parchi permanenti. Saluto il presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, Luciano Pareschi. Ben ritrovato, Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, noi ci eravamo ritrovati ad inizio stagione e vediamo un po' di fare un bilancio di questa prima fase d'estate, anche se poi l'agosto sappiamo essere un mese molto importante per quanto riguarda anche le vostre realtà. Come sta andando quest'estate 2023? Ma io direi che stiamo andando abbastanza bene. Io ho sentito un po' i miei associati e bene o male tutti stanno andando discretamente bene. Il tempo ha fatto un po' le bizze e abbiamo visto questa ultima settimana purtroppo che non è stata splendida, anche giugno non è stato meraviglioso, comunque in linea di massima ci siamo, insomma, stiamo più o meno rapportandoci col 2022 che è stato un anno eccezionale. Ecco, abbiamo sentito anche il sindaco di Jesolo qualche giorno fa, ha fatto un bilancio, ha detto le previsioni vanno un po' a ribasso proprio a causa del maltempo che ci ha messo lo zampino. Si sperava fosse l'anno con numeri simili al pre-pandemia, invece appunto queste ondate di maltempo, quest'estate così caratterizzata dalla grande nubifragio un po' ha bloccato quella che poteva essere la vera ripartenza nel senso della parola. Sì, allora diciamo che il 2022 per quello che riguarda i parchi penso che sia stato un anno eccezionale. Io penso che ci sia stato un effetto wow, la gente era stanca, era 2 anni che era bloccata in casa con il Covid, quindi c'era una grande voglia di divertirsi, non solo di divertirsi, voglia di andare al ristorante, voglia di andare in vacanza. E diciamo che questo effetto wow si è un po' calmierato adesso con una serie di situazioni, l'inflazione, il 9%, il carrello della spesa, la bolletta elettrica, eccetera, eccetera. Questo e l'aumento anche dei costi, perché chiaramente le aziende hanno avuto degli aumenti di costi. Pensi che un parco come il mio viaggia sui 1300 kW e quindi si figuri lei l'aumento che abbiamo avuto in bolletta. Per conto mio bisogna stare attenti come operatori e
a fare degli aumenti che siano ragionati, moderati. Noi per esempio come parco abbiamo aumentato un 5,5%, che non è certamente il 9% dell'inflazione o l'aumento della bolletta. Questo è fondamentale perché altrimenti si corre il rischio di avere poi un ritorno negativo, sapendo che le famiglie fanno un po' fatica oggi come oggi con l'aumento dei costi. Cioè l'aumento dei prezzi del biglietto d'ingresso non può essere lo stesso dell'aumento della bolletta, perché altrimenti le famiglie non ce la farebbero. Sì, perfetto, questo è il discorso, nonostante che i parchi hanno nel loro DNA, lo ricordo per l'ennesima volta, i parchi non possono star fermi. Purtroppo qui veramente chi si ferma è perduto, perché i nostri ospiti si aspettano sempre qualcosa di nuovo. Quindi puoi fare un paio d'anni con investimenti limitati, ma il terzo anno devi riuscire a dare una struttura importante se vuoi mantenere quel trend di positività che ti permette di continuare a investire, perché un parco deve continuare a investire. Con quegli elementi che lei ha evidenziato, inflazione, carrello della spesa, andare in vacanza e accedere ad un parco di divertimento rischia di diventare un lusso quasi, che non tutti possono permettersi. Allora, io le faccio subito un esempio, giusto per renderci conto, perché a volte, come si dice in Veneto, c'è qualcuno che dice massa caro. Allora, io sono stato poco tempo fa per l'ennesima volta a Dubai, sono stato sulla Palmi Dubai, un bellissimo parco, l'ingresso è 91 euro ed è vietato portare il cibo all'interno, puoi portare solamente la pappa per il lattante e niente di più, la bottiglietta d'acqua da 500 viene buttata nel bidone delle immondizie e poi paghi tante cose, le paghi all'interno del parco. Un parco come Caribe Bay costa 38 euro, 38 euro il biglietto è pieno, ma se tu vieni in giugno o in settembre ci sono le promozioni, c'è il biglietto a 3 persone, a 4 persone, quello familiare, che si aggira intorno ai 25-26 euro, che mi sembra che sia il costo di un ombrellone in spiaggia, ma non certe spiagge della Toscana magari, ma la spiaggia di Jesolo, di Caorle o di Bibione, dove l'ombrellone costa mediamente sui 20-25 euro. Quindi cari non siamo sotto prezzo come parchi, in virtù del fatto di quello che le ho appena detto, degli investimenti continui e costanti che un parco deve sottoporsi. Noi adesso stiamo pensando a una zona benessere che andremo a sviluppare in 2 anni, un investimento che è incredibile, però noi siamo innamorati delle nostre strutture e quindi per noi avere una visione, avere dei progetti diventa una cosa fondamentale. Io sono qui perché ho dei progetti, altrimenti farei un altro lavoro, andrei a fare qualcos'altro da qualche altra parte. Tra l'altro come parchi state anche investendo proprio a fronte dei cambiamenti climatici, di quelle che sono le nuove richieste che arrivano, a fronte del caro bollette, a fronte del problema della siccità, insomma ci sono una serie di investimenti anche guardando come cambia la natura intorno a noi. Allora, mi scusi, faccio una piccola premessa anche per ricordare i numeri. Il mondo dei parchi sono quasi 2 miliardi il fatturato con l'indotto e con il discorso delle strutture anche ricettive, perché oramai un parco, lo dico per l'ennesima volta, diventa un valore aggiunto per un territorio incredibile. Pensate solamente cosa rappresenta un Gardaland, dico Gardaland per dirne una, che è il parco più importante d'Italia, nella zona del lago di Garda, e sono quindi 2 miliardi il fatturato con l'indotto, sono 60.000 le persone, compreso l'indotto, che ci lavorano con i parchi, quindi sono numeri veramente importanti. Sostenibilità, noi ci stiamo muovendo in questa direzione, ci siamo già mossi, personalmente già 2 anni che abbiamo abbracciato un progetto di sostenibilità dove abbattiamo il 50% le emissioni eccetera. Stiamo pensando adesso di creare un'area di 10.000 metri di parcheggio con tutti i pannelli fotovoltaici e quindi arrivare addirittura alla comunità energetica. Noi vorremmo fare questo passaggio.
Ma non c'è solo la corrente elettrica, stiamo parlando anche, io sto richiedendo, ho messo in moto anche dei miei professionisti per cercare di attingere anche dall'acqua del mare. Io che ho la possibilità, che sono a 500 metri dal mare, chiaramente un parco a Milano non può pensare questo, però può pensare al riciclo delle acque. Noi come parchi stiamo andando in questa direzione, verso la sostenibilità. E il governo vi appoggia in questo vostro impegno continuo, Presidente? La politica, mettiamola così. Speriamo che ci appoggi il governo, speriamo che ci appoggi. Noi ci faremo sentire, abbiamo parecchi temi in sospeso, anche alcuni temi che sono di una banalità incredibile e a volte ti rendi conto che la burocrazia è quella che ti lega le mani, ti impedisce di andare avanti. Faccio solo un esempio, secondary ticket, cioè noi abbiamo dei problemi che i nostri tour operator, soprattutto stranieri, non possono comprare i biglietti perché c'è questo rischio del bagarinaggio. Ma quando mai si fa bagarinaggio in un parco a tema e in un parco acquatico? Il bagarinaggio lo vai a fare nei concerti di Vasco Rossi, dove ci sono 60.000 persone, lì c'è il bagarinaggio. E ci sono i soliti lacciuoli che ci impediscono di poter fare business alla fine, che è una ricaduta anche perché poi c'è l'IVA, c'è la SIAE, ci sono tutte le tasse, quindi più riusciamo a incassare meglio è anche per il nostro socio di maggioranza, che è lo Stato italiano, quindi dovrebbe venirci incontro su determinate cose. Ultimissima domanda, com'è andata la ricerca di personale che appunto l'ultima volta che ci siamo visti era ancora così un po' in bilico, ed è un problema anche questo che vi accompagna, che vi sta accompagnando dalla riappartenza dopo la pandemia? Allora, io non voglio dire qualcosa che possa suonare come un discorso politico, per l'amor del cielo, però non ho più persone che vengono qua a chiedermi se possono lavorare in nero perché dall'altra parte prendevano il reddito di cittadinanza. Non c'è più questa situazione, per fortuna. Per quello che riguarda noi, ma penso anche ai miei colleghi, bene o male, avendo un discorso di massima regolarità, perché i miei ragazzi quando entrano passano il badge, quando escono alla sera ripassano il badge. Le ore straordinarie vengono pagate. Rimango basito a volte a sentire determinate trasmissioni quando parlano di prendere 20 euro, 30 euro al giorno. Non so di cosa stiano parlando. Io ho dei ragazzi, e lo ripeto, l'ho detto anche l'anno scorso, che mi escono qua ragazzi che vanno a scuola con delle mensilità da 1.700-1.800 euro al mese. Quindi mi sembra più che dignitoso per un ragazzo che va a scuola, un ragazzo di 18, 19, 20 anni. Per quello che riguarda le assunzioni, noi siamo arrivati a coprire quello che avevamo bisogno, siamo circa sui 220 dipendenti, ma mi sembra che anche i miei colleghi in linea di massima abbiano trovato. È un posto poi meraviglioso, lavorare in un parco, ragazzi. Io a 20 anni sarei venuto a gratis a lavorare in un parco, no, a parte gli scherzi. Immagino. Presidente, intanto grazie davvero per averci raccontato le novità, i progetti e anche quelle problematiche che andranno aggiustate in un dialogo con il governo che resterà sicuramente aperto. Immagino vi farete sentire, visto la portata che ha la realtà dei parchi italiani permanenti nel settore del turismo. Grazie davvero Luciano Pareschi, presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, e naturalmente buon lavoro per questa estate 2023, torneremo ad aggiornarci con lei. Grazie davvero Presidente, buon lavoro. Grazie, buona giornata, e noi ci fermiamo ancora per la pubblicità, torneremo, c'è ancora cronaca, nuove notizie e poi parleremo appunto del tema del granchio blu. Tra l'altro oggi il ministro Lollobrigida è stato proprio in Veneto per incontrare gli addetti ai lavori e ha rassicurato, tra l'altro in Consiglio dei Ministri c'è un decreto legge che dovrebbe essere approvato in queste ore per dare un sostegno al settore. A tra poco.
Rieccoci in diretta, andiamo a Vittorio Veneto, a Carpesica per l'esattezza, dove ieri al termine della messa il parroco ha comunicato ai fedeli il furto delle offerte per i lavori al campanile. Amarezza e grande indignazione tra i parrocchiani. C'è poi un altro avviso del quale penso tanti abbiano già sentito. Ci sono stati i ladri a trovarci in canonica. Carpesica, messa delle 11 del mattino, al termine della celebrazione, tra gli avvisi, il parroco Don Matteo Darcier comunica anche il furto di 13.800 euro avvenuto in settimana in canonica, una cifra che comprendeva anche le offerte per il restauro dell'impianto elettrico del campanile. La cosa che dispiace è che non gli esca ai miei, ma gli esca ai vostri. Ecco, quindi sono amareggiato più per questo che per il furto in sé. Ecco, è stata fatta denuncia ai carabinieri, anche l'assicurazione, speriamo di riuscire a recuperare qualcosa. Nella piccola chiesa ad ascoltarlo una trentina di fedeli, la sorte, dicono, si accanisce. È in corso la conta per i danni che il maltempo ha causato sul tetto di chiesa e canonica e ora questo. La mancanza di segni evidenti di effrazione fa pensare. Mi resta un po' amareggiati questo fatto qua, perché adesso recuperare tutti quei soldi là non è facile. Qua sono andati sicuramente a colpo sicuro, perché qua non avevano fatto saltare bancomat oppure far tante robe. E adesso che si fa? Adesso aspetteremo la divina provvidenza. Io penso che quelli che l'hanno fatta sono proprio dei delinquenti. Una cosa brutta veramente, cioè anche pensare che tanta gente ha lavorato per racimolare un po' di soldini e vedere che poi è andata a finire così è veramente brutto. Mi dispiace, mi dispiacere così. È proprio vergognoso, perché ti fa capire che non si può più vivere bene. È una cosa, non hai parole, non ci sono parole, perché adesso l'ho appena detto, bisogna rifare l'offerta per poter, se no pure Don Matteo, come fai? A mettere a posto le campane, è impossibile. Il luogo è isolato, ma Don Matteo lo chiama comunque un angolo di paradiso. Paura non ne ho, anzi mi hanno detto più volte se ho paura di abitare qui da solo, isolato, ma paura non ne ho. Fortunatamente siamo assicurati contro il furto, adesso vediamo come e quanto riusciremo a recuperare grazie all'assicurazione. Poi per il resto bisognerà ricostruire anche la somma piano piano. E adesso dovremmo avere in collegamento Alex Giuliano, perché comuni a rischio intasamento per far fronte alle domande per l'assegno di inclusione. Buongiorno Alex e buongiorno al sindaco. Un buongiorno allo studio, come sempre un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Romano de Zelino in compagnia del sindaco Simone Bontorin per parlare di un tema di stretta attualità. Parliamo di reddito di cittadinanza, o meglio di assegno di inclusione, di come cambierà anche tutta la parte burocratica per chiedere questo sussidio. Lo stesso presidente dell'ANCI, sindaco di Treviso, Mario Conte, ha lanciato un allarme dicendo che insomma le procedure rischiano di mandare in difficoltà gli uffici comunali. Noi cerchiamo di capire se veramente le cose stanno così. Sindaco, si rischia di intasare un pochino, creare un po' un tappo burocratico in comune? Effettivamente questo rischio c'è. Sono sindaco dal 2017, abbiamo già visto 2 procedure passare per gli uffici comunali. Prima c'era il reddito di inclusione, il REI, e poi si è passati al reddito di cittadinanza. Il passaggio è durato quasi un anno, di conseguenza questo cambio repentino potrebbe far ricadere su questi comuni, sui nostri uffici, anche tutto il peso dell'incertezza e soprattutto l'incertezza che si rivelerebbe nella maggiore richiesta di assistenza da parte delle persone che erano titolari di reddito di cittadinanza fino a qualche giorno fa. Una soluzione è quella dell'assegno di inclusione, che è stata abbastanza divisiva. C'è chi l'ha accolta con soddisfazione, chi l'ha fortemente criticata. Qual è il suo punto di vista da amministratore? Il reddito di cittadinanza da una parte ha creato delle disparità che prima non c'erano, e anche il fatto di non aver monitorato e controllato a fondo quello che era il diritto di percepire questo sussidio pubblico ha creato effettivamente dei problemi.
problemi. Dall'altra parte bisogna sempre pensare che ci sono persone nel disagio, persone inabili al lavoro, persone che per le più svariati motivi, anche per sfortune legate alla propria condizione fisica, non possono lavorare. Noi come comuni dobbiamo dare risposte e di conseguenza, se nel brevissimo termine non verrà dato qualche provvigione, qualche risorsa in più ai comuni, potremo far fronte con risorse comunali a questioni che hanno una rilevanza nazionale e di conseguenza mi auguro che questo passaggio sia quanto prima messo in una fase transitoria proprio per darci la possibilità di rimediare a quelli che sono dei cambiamenti che sappiamo non avere dei tempi certi. Ecco, in chiusura, giusto una curiosità, c'è già qualche cittadino che ha bussato alla porta degli uffici o del sindaco per chiedere perlomeno qualche linea guida, cosa fare, come comportarsi? A Romano de Zelino avevamo 100 persone titolari di reddito di cittadinanza. Evidentemente qualche persona è già stata in comune per capire che cosa dovrà fare dal mese di settembre, anche perché le risorse economiche non arrivano più già da questo mese e di conseguenza ci siamo già attivati per evitare che succedano situazioni come quelle di qualche comune in cui il sindaco è stato addirittura minacciato per aver tolto il reddito di cittadinanza, quando invece sappiamo che è un provvedimento nazionale. Di conseguenza invito tutti a parlare prima con gli uffici e a capire esattamente qual è la loro condizione. E allora con questo invito del sindaco Simone Bontorin, sindaco di Romano de Zelino, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, grazie al sindaco Bontorin. Sarà un tema di cui si parlerà a lungo anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, questo per i comuni che si trovano un nuovo onere da affrontare. E adesso lo avevo annunciato in apertura, tema del granchio blu, come riporta il Gazzettino.it, doppia tappa del ministro Lollobrigida nel Delta, ora strategia per il futuro. Ha incontrato gli addetti ai lavori, la situazione è a dir poco drammatica, ce l'aveva già prospettata così il presidente della cooperativa adriatica di Scordovari, Angelo Stoppa, che ritroviamo. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, innanzitutto, da quando ci siamo sentiti 2 mesi fa, la situazione com'è? Lei ci aveva parlato di un settore in ginocchio, io ricordo questa immagine, lei diceva ci sono dei comuni che vivono di pesca e che rischiano di fermarsi. Sì, la situazione è aggravata moltissimo. Noi abbiamo iniziato una cattura da quando ci siamo sentiti, noi abbiamo iniziato una cattura giornaliera di più di 100 quintali al giorno di questa specie aliena, di questo granchio, per tentare di mitigare un po' l'azione predatore di questo granchio. Quindi ci stiamo attivando come consorzio con i nostri pescatori in tutti i modi, anche se ogni giorno, catturando questi più di 100 quintali al giorno, abbiamo una grossa spesa come consorzio, perché abbiamo spese di smaltimento, spese per appunto cercare di smaltire questo granchio che intasa le nostre lagune. Perché poi è demandato a voi questo impegno a cercare di debellare, perché sembra non esserci altra soluzione in questo momento, visto la riproduzione che ha questa tipologia di granchio. Spetta a voi pescatori cercare di arginare la diffusione, ma non è semplice. Sì, come dicevo, noi ci siamo attivati subito, abbiamo anche cercato di interessare appunto le istituzioni, le nostre associazioni di categoria, proprio perché ci diano una mano per trovare qualche soluzione, ma nell'immediato abbiamo dovuto attivarci proprio per la cattura, perché sembra appunto da quello che ci dicono gli esperti che non ci sia alcun modo che quello della cattura massiccia di questa specie, perché
ci sta divorando tutta la nostra semina, tutto il nostro raccolto, quindi noi avremo sicuramente qualche anno di carestia per quanto riguarda i nostri prodotti, quindi le cozze, vongole, per qualche anno mi sa che non saremo capaci di fare reddito, quindi avremo 1500 famiglie che vivono attorno a questi prodotti, quelli della vongola e della cozza, che andranno in grosse difficoltà per i prossimi 2-3 anni. E queste, insomma, sono numeri importanti e si troveranno magari costretti a reinventarsi, a lasciare questa attività per dedicarsi ad altro, perché 2 anni senza reddito è impensabile per una famiglia. Sì, noi abbiamo chiesto aiuto proprio per questo, per capire se con questa specie di granchio si può attivare qualche catena trovare il modo per lavorarlo, per estrarre non solo la polpa, trovare qualche sistema almeno per pagare le spese che abbiamo giornaliere per la cattura, almeno trovare un modo per lavorarlo questo granchio. Stiamo chiedendo aiuto per questo, insomma. Cioè, rischiamo di vedere un settore come questo bloccarsi e fermarsi e parte scomparire anche. Sì, il problema è proprio questo. Noi ogni anno facciamo la programmazione, no, per gli anni a seguire, quindi noi l'anno scorso avevamo acquistato e lavorato per circa 5 milioni di euro di semina, anche con l'aiuto delle banche, perché sappiamo bene come funzionano le attività anche di questo settore, proprio perché ogni anno noi mettiamo a disposizione una certa cifra per programmare i prossimi anni. Quindi la semina dell'anno scorso è andata tutta divorata da questa specie, e quindi noi adesso avremo per i prossimi 2-3 anni non riusciremo a fare il raccolto, perché non abbiamo appunto la semina, quella dell'anno scorso, e quindi dovremo reinventare qualcosa per questi prossimi anni di difficoltà di queste famiglie, insomma. Quindi per quest'anno e per i prossimi 2 anni non c'è produzione, non c'è raccolto, non c'è nulla? Niente? No, non abbiamo, oramai avremo qualche mese di pesca ancora per il poco prodotto che è rimasto, per la cozza, per la vongola verace, e quindi dopo speriamo che con il tempo freddo, che dicono che questo granchio teme un po' il freddo, speriamo che si fermi e quindi che possiamo riniziare qualche attività. Ma in questo momento lui è nella massima fase riproduttiva, quindi le femmine sono tutte pronte per rilasciare le uova. Questo è il momento proprio il momento di massima riproduttività di questo granchio. Quindi la cattura che facciamo, il 90% sono femmine già pronte per deporre le uova. Sì, tra l'altro lo ricordiamo perché lei ce l'aveva anche spiegato che questo, come l'alga, che era stato un altro problema di cui avevamo parlato, sono conseguenze del caldo, della siccità, e quindi è tutto un effetto a catena che purtroppo sta creando tutti questi problemi. Di che zone geografiche, perché poi tra l'altro questo rientrerà anche nel decreto legge che dovrebbe approvare il Consiglio dei Ministri, di che zone geografiche stiamo parlando per quanto riguarda il nostro Veneto, interessate dal granchio blu, Presidente? Diciamo che le zone più colpite sono la nostra parte, quindi Sacca di Scardovari e la zona di Goro. Queste sono le che appartengono alla regione Emilia-Romagna, quindi queste sono le 2 zone più colpite, però ci sono segnali che stanno iniziando a prendere di mira tutta la costa, la nostra costa, e quindi
mi sa che sia un problema che va aumentando, non è un problema che va diminuendo, almeno in questo periodo, ripeto che questo periodo caldo, quindi lui ha trovato l'habitat naturale per la riproduzione, perché l'anno scorso avevamo pochissima, si vedevano pochissimi di questi, adesso quest'anno perché hanno trovato l'habitat giusto e si riproducono con una velocità impressionante, sono una specie aggressiva e quindi distruggono tutto quello che gli viene attorno, quindi pesci, piccoli pesci, cozze, vongole. Noi in questo periodo come consorzio iniziavamo la semina per le cozze, quindi i pescatori iniziavano a mettere giù le prime calze per la cozza che dopo veniva praticamente venduta il prossimo anno. Abbiamo già fatto prove, hanno già provato a mettere giù la semina e il granchio la mangia tutta, quindi in una notte uno semina un vivaio di cozze e in una notte le mangiano tutte, quindi non si può neanche iniziare a seminare la cozza, che come dicevo forse l'altra volta, noi siamo i primi in Italia ad avere il marchio Cozza DOP, quindi rischiamo di avere un marchio, un super marchio di qualità e non avere più la cozza. Incredibile. E tra l'altro, visto che insomma andremo sempre con temperature sempre più elevate, perché queste sono le prospettive, quindi dovremo in qualche modo abituarci ad avere questi periodi di siccità, questo caldo, e quindi bisognerà, proprio per questo è importante intervenire per cercare di trovare una soluzione nel lungo termine. Il decreto di cui parlavo prevede 2,9 milioni di euro. Sono sufficienti visto quanti sono interessati, quanti consorzi, quanti pescatori sono interessati da questa piaga del granchio blu? Beh, diciamo che questo noi pensiamo e speriamo sia una prima tranche di aiuti che arriveranno presso i consorzi, ripeto, quello di Goro e quello di Scardovari, perché non sono certamente sufficienti e consideriamo che noi ogni giorno spendiamo, all'incirca il consorzio spende circa 20.000 euro al giorno per catturare, smaltire tutte le spese per questo granchio. Quindi noi facciamo sempre meno produzione di vongola perché il granchio è la mangiata e quindi vendiamo sempre meno prodotto e spendiamo sempre di più per la cattura del granchio. Quindi noi è già un mese e mezzo che abbiamo iniziato questa cattura, quindi a 20.000 euro al giorno pensiamo a che cifre andiamo incontro, insomma. Quindi non so se il consorzio riesca ad andare avanti per tanto tempo con queste spese, insomma. Presidente, non vuole essere una provocazione, non la prenda come una provocazione, ma qualcuno dice che è commestibile questo granchio blu, che può essere cucinato e quindi potrebbe essere venduto. Che notizie avete voi da questo punto di vista? Sì, questo granchio è vero che ha anche commercio, però è solo il granchio più grande, il maschio più grande, quindi questo avrebbe un po' di commercio, ma noi 100 quintali al giorno di maschi medi e di femmine che non ha commercio, questi vanno solo smaltiti, non c'è commercio, perché noi abbiamo tentato in tutti i modi al momento di contattare ditte per mangimi, per cercare di mitigare almeno le spese e non siamo riusciti nemmeno ad avere una ditta che sia interessata per questo granchio di queste dimensioni, perché ripeto, noi facciamo una cattura, quindi catturiamo le femmine, i medi, e quindi solo il granchio più grande e il granchio blu reale è quello che ha un po' di commercio, diciamo, ma piccole quantità, non certamente 100-150 quintali al giorno, insomma, che sono
si figuri, sono 2 camion carichi di granchi, insomma. Certo. E poi comunque insomma lei l'ha ricordato, c'è una cozza che ha un marchio riconosciuto e quindi bisogna far presto per questo decreto, bisogna far presto per queste risorse, bisogna far presto per arginare questo problema. Io intanto la ringrazio Presidente e torneremo ad aggiornarci per capire come andrà, sperando che con le temperature, con l'alzarsi delle temperature, quindi autunno, inverno, la situazione ritorni alla normalità, però abbiamo capito insomma senza la semina, che è impossibile in questa fase, per i prossimi anni sarà difficile rimettersi in piedi, ma cercheremo di capire insomma se il governo vi verrà incontro con questo primo passo per poi ulteriori iniziative. Grazie al Presidente della Cooperativa Adriatica di Scardovari, Angelo Stop, buon lavoro Presidente e grazie davvero per il suo intervento molto importante. Grazie a voi per l'invito e a risentirci. Grazie davvero, in bocca al lupo intanto, e adesso dovremo essere pronti con Christian Arboit che vedo in numerosa compagnia, il sindaco di Treviso Conte, il vice sindaco Manera e il comandante della polizia locale Gallo. Buongiorno a tutti e quattro, a te la linea Christian. Sì, buongiorno Francesca, di nuovo anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica, un gran dispiegamento di forze. Perché? Perché da oggi scatta a Treviso una stretta sugli eco-evasori, non ci sono soltanto gli eco-vandali. Comandante Gallo, chi sono gli eco-evasori? Sono persone che sono completamente ignote a Contarini e a Priula perché non hanno mai pagato nessuna tassa sui rifiuti e su questi noi ci concentreremo. Ecco, in che modo? Beh, attiveremo il nucleo antidegrado che è già abituato a fare questi tipi di controlli, quindi andremo a fare uno scambio, un'intercettazione di dati tra Contarini, i nostri e quelli dei condomini, in modo tale che potremo individuare chi effettivamente abita, ha un contratto, però non ha un contratto con Contarini. Quindi da cosa nasce cosa? In questa maniera potreste anche individuare altre situazioni anomale, diciamo così. Sì, potrebbero emergere magari dei contratti non registrati all'Agenzia delle Entrate, quindi si potrebbe aprire anche uno scenario con altri tipi di violazioni che segnaleremo agli organi di competenza. Ecco, si tratta di un'ordinanza contingibile e urgente che il sindaco firmerà nei prossimi minuti e che rimarrà valida, se non sbaglio, fino al 31 di ottobre. È una grande sperimentazione, se va in porto diventa un modello a livello trevigiano e non solo. Sì, l'obiettivo che ci siamo posti è quello di continuare questa lotta contro il degrado e contro l'abbandono dei rifiuti, anche responsabilizzando proprietari e coloro che registrano i contratti d'affitto, quindi gli inquilini, laddove manca completamente un contratto con Contarina è molto probabile che ci sia un abbandono dei rifiuti. Poco importa se nel comune di Treviso o nei comuni limitrofi, noi da un punto di vista ambientale vogliamo continuare questa battaglia, e anche una forma di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza dei nostri cittadini che invece sono regolari nel contratto con Contarina e soprattutto sono puntuali nell'adottare tutte le indicazioni che Contarina impone per la raccolta dei rifiuti. Locatori e conduttori, entrambi questi profili quindi sono avvisati, Vice Sindaco Manera? Sì, sono avvisati, teniamo conto, come diceva giustamente il Sindaco, che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei cittadini fanno il loro dovere, tanto è vero che abbiamo dei livelli di raccolta differenziati unici in Italia. Però chiaramente per chi non lo fa, con questo strumento noi andremo a colpirli in maniera importante e daremo anche la responsabilità a chi affitta l'appartamento anche per periodi brevi. E questa è una cosa sicuramente interessante, è la prima volta che viene fatto a livello del bacino Priula e siamo sicuri che molti altri comuni, vedendo i risultati che avremo, ci seguiranno. Diciamo che il 31 di ottobre ci diamo appuntamento e vediamo che cosa è successo nel frattempo. Sindaco Conte, un'ultimissima battuta di attualità, non posso esimermi dal farle questa domanda. Sbarchi, immigrazione continuano anche nel weekend, centinaia di persone, anche tante tragedie al largo delle coste italiane purtroppo, e c'è il tema dell'accoglienza di questi migranti. La sua posizione è nota, però insomma lei continua a ribadire, a dire al
al governo che bisogna fare presto e che bisogna indicare una strada. Beh, è ovvio che noi lavoriamo accanto al governo perché metta la parola fine a questi sbarchi. Nel frattempo però che queste persone arrivano nei nostri territori, noi abbiamo cercato con il Presidente Zaia, con i prefetti, di trovare un punto di responsabilità che consentisse di superare questo periodo particolarmente complicato da un punto di vista degli arrivi, tra mille difficoltà, perché c'è chi dice no all'accoglienza diffusa, c'è chi dice no ai grandi centri di accoglienza. Una soluzione o l'altra ci deve essere indicata però dal governo, perché ricordo che le responsabilità di questo non è certamente dei sindaci dei territori, che rischiano di subire le scelte dei prefetti e le imposizioni dei prefetti. L'obiettivo di quel protocollo era quello di evitare situazioni come la Caserma Serena, di evitare situazioni come Bagnoli, di evitare situazioni come Cona o evitare le tendopoli. Però se non ci saranno disponibilità, ovviamente subiremo le scelte dei prefetti, che oggi si trovano a gestire l'arrivo di circa 100-150 richiedenti asilo al giorno. Quindi l'appello al governo è quello di mettere la parola fine a questi sbarchi e l'appello ai sindaci è quello di assumere un atteggiamento responsabile. Io non voglio che si creino situazioni come quelle che ahimè stiamo vivendo a Treviso o anche nelle altre città del Veneto. È il momento di scegliere, è il momento della scelta. Sì, però la scelta non è in capo ai sindaci, è in capo al governo che ci deve indicare la direzione. Grazie Sindaco Conte, grazie Vice Sindaco Manera, Assessore all'Ambiente del Comune di Treviso, grazie al Comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. Con Francesca Pezzo, Francesca ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Francesca Pezzo, grazie ai tuoi ospiti. In chiusura vi ricordo subito dopo di noi il meteo, la pubblicità e poi il film western La grande sfida della regia di Robert Webb. Meteo, pubblicità e poi il film La grande sfida. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Antenna 3. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo. Previsioni per lunedì 7 agosto. Sul Veneto inizio di una fase di alta pressione persistente. Non sono attese precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Minime tra i 12 e i 17 gradi, massime sui 26-27 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile con maggiore nuvolosità sulle zone orientali e in montagna, dove sarà possibile qualche isolato rovescio temporale. Temperature minime comprese tra i 13 e i 18 gradi, massime sui 24-25 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo molto soleggiato, fresco e ventoso. Temperature inferiori alla media stagionale, ma in ripresa a partire da mercoledì. Minime comprese sui 10 gradi, massime tra i 23 e i 24 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.